arrivo da Brescia. Molti di voi mi hanno sentita per telefono e oggi ho il grande piacere di incontrarvi, di conoscervi e stasera anche più approfonditamente. Io vi ringrazio davvero tutte, ma ringrazio soprattutto le persone che sono qui al mio fianco, dalla senatrice Valeria Fedeli, all'onorevole Miriam Cominelli, alla dottoressa Francesca Cipriani, consigliera nazionale di parità. Arriverà a momenti l'onorevole Sesa Amici, che è trattenuta per lavori, perché oggi è mercoledì, sono lavori in aula. Mi fa molto piacere sapere che l'onorevole Fedeli si fermerà, la senatrice Fedeli si fermerà un po' di più, per cui iniziamo subito con queste presentazioni. Siamo nel 1800 e come in una fiaba la storia della sua famiglia comincia quando il principe Andrianarivo, futuro re del Madagascar, si trova davanti a una scelta: rinunciare al trono o reprimere nel sangue tumulti e guerre tribali. E come nelle favole, a scegliere è il suo animo nobile. Andrianarivo lascia il regno per rifugiarsi all'interno dell'isola, nel piccolo villaggio di Abotralana. Il lieto fine arriva quando Andrianarivo incontra Misi, giovane e bellissima donna del villaggio, che conquista il cuore del principe. Andrianarivo e Misi sono i trisnonni di Edith. Edith è una mamma attenta e premurosa di 4 bambini, ai quali ha sempre cercato di trasmettere i reali valori della vita e la forza necessaria per affrontarla. Ha vissuto nella povertà assoluta e queste origini la rendono una donna umile ma tanto orgogliosa. È chiamata la signora della vaniglia, prodotto definito l'oro del Madagascar. Lei ha ben compreso la ricchezza di questo prodotto e attraverso la sua commercializzazione vorrebbe aiutare i contadini del suo paese a vivere con dignità della coltivazione delle spezie, fuggendo allo sfruttamento selvaggio e alla speculazione. Non si è mai arresa Edith, nonostante le 1000 difficoltà che ha incontrato, fiera di essere madre, di fare impresa e di essere sempre legata al suo paese di origine. Buonasera a tutti. Proverò a dire qualcosa, non so se riesco a dire tutto quello che avevo nella mente, però vorrei ringraziare tutti quelli organizzatori, a quelli che hanno creduto in me. Allora adesso sono qua, questo premio dedico ai miei 4 figli che stanno combattendo con me. Non so fino a quando arriviamo, mi dicono mamma non è ancora finito, quando finisci? Allora ho detto finiremo un giorno. Allora un altro premio che dedico ai miei 600 bambini in Madagascar che seguono la mia associazione, quindi praticamente ho 604 bambini, e dedico anche questo premio a tutte le donne africane che sono qua a rappresentare loro, di avere il coraggio di andare avanti nonostante le difficoltà, la guerra, eccetera, eccetera. E dedico anche a tutte le donne italiane, anche perché siamo tutte donne, che non è facile, soprattutto essere mamma e nello stesso tempo essere imprenditrice, conciliare tutte queste 2 cose, soprattutto avendo anche tanti bambini come nel mio caso, quindi vorrei ringraziare tutti, grazie, e sono grata di essere qua e continuo finché posso di aiutare il prossimo, perché questo è il mio obiettivo, di mandare avanti questa azienda, di aiutare quelle che avranno più bisogno. Grazie.